Ehi, dico a te, vuoi un apparecchio acustico a costo zero? Acustica Friulana, via Visinale 16, Muzzana del Turniano, Udine. Telefono 334 27 67 731. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Pagamenti su misura. Non aspettare di non sentire. Campagna di prevenzione dei problemi uditivi. Acustica Friulana. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Un'occasione da non perdere. Cordiale saluto gentili amici, ben ritrovati a questa edizione flash del pomeriggio, aggiornamenti di cronaca dal Friuli Venezia Giulia. Apriamo subito con una brutta notizia perché a Cleulis, in comune di Paluzza, è scoppiato un incendio all'interno di un'abitazione. Sul posto ha operato il personale sanitario del 118, le forze dell'ordine e i vigili del fuoco del distaccamento di Tolmezzo. L'intervento è ancora in corso, le cause dell'incidente sono in fase di accertamento. Purtroppo c'è una vittima, si tratta della donna che abitava all'interno dell'abitazione, ottantenne. La madre, tra l'altro, è la mamma di una consigliera comunale. Pare proprio che sia stata la figlia a cercare di intervenire per estrarre la madre dalle fiamme, ma purtroppo ogni tentativo di salvarla si è rivelato inutile. Sul posto, appunto, in questo momento gli ultimi dettagli per spegnere le fiamme e poi recuperare la salma. Adesso cambiamo argomento. La sera di lunedì scorso una donna rumena residente a Udine ha chiamato la sala operativa riferendo che l'ex ragazzo le stava spaccando l'auto. Una volante della questura giungeva sul posto, gli agenti constatavano in effetti che un'auto era stata gravemente danneggiata, prestando tutti e quattro gli pneumatici a terra, uno specchietto retrovisore divelto e la fiancata destra completamente graffiata e danneggiata. Subito dopo i poliziotti rintracciavano l'uomo che ammetteva senza alcun rimorso di essersi sfogato sull'auto della ex, dicendo che l'avrebbe anche rifatto in un futuro addirato per la fine della relazione. Lo stesso consegnava ai poliziotti un grosso cacciavite con il quale aveva forato gli pneumatici e colpito ripetutamente la carrozzeria. Il personaggio, 27enne, rumeno pure lui, residente in città, al termine degli accertamenti veniva arrestato per danneggiamento aggravato nel pomeriggio di ieri in sede di convalida dell'arresto. Il GIP ha disposto per lo stesso la misura del divieto di avvicinamento alla persona offesa e di luoghi da ella abitualmente frequentati. Andiamo ad Aquileia. E Distribuzione e Comune di Aquileia rendono omaggio al centenario di questo tragico episodio della storia italiana, il ricordo insomma del milite ignoto attraverso un gigantesco murales affrescato su un edificio dell'azienda. Si tratta di una cabina secondaria preposta allo smistamento dell'energia elettrica situata emblematicamente in viale della stazione, dove si trova ancora diciamo, quel che resta della stazione ferroviaria di Aquileia. Per la sua realizzazione è stato incaricato Diego Montagnier, street artist trevigiano, da sempre molto attento ai temi sociali, storici ed ambientali e aperto alla sperimentazione di nuove tecniche e materiali che utilizza per realizzare grandi opere artistiche nel nostro paese. E adesso andiamo a vedere i numeri del Covid. Su 5.086 tamponi molecolari sono stati rilevati 243 nuovi contagi con una percentuale di positività del 4,78%, 17.958 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 18 casi. Nella giornata odierna si registra un decesso, un uomo di 81 anni di Tolmezzo, morto in ospedale a Udine. Scendono 8 le persone ricoverate in terapia intensiva, mentre sono 58 i pazienti ospedalizzati in altri reparti. Per quanto riguarda il personale del Servizio Sanitario Regionale sono state rilevate le seguenti positività. Nella SUGI, cioè l'azienda sanitaria universitaria Giuliano Esontina, un assistente amministrativo, un dirigente medico, un infermiere, un operatore socio-sanitario. Nell'azienda sanitaria universitaria del Friuli Centrale, un terapista, un tecnico di laboratorio, un infermiere. Al Burlo Garofalo di Trieste un infermiere, un'ostetrica, al Cro di Aviano un tecnico di radiologia. Infine, relativamente alle strutture residenziali per anziani, non sono stati registrati contagi tra gli ospiti, mentre sono state rilevate le positività di 2 operatori.
E con questa notizia chiudiamo qui questa edizione flash del pomeriggio. Ulteriori news sul nostro sito www.friulitv.net. Grazie come sempre per la visione e l'ascolto e non resta che augurare a tutti voi un buon proseguimento di serata. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti.